rieccoci nuovamente assieme per questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Continua la battaglia dei sindacati a sostegno dei lavoratori della Wärtsilä di Trieste che ha annunciato 450 licenziamenti. CGIL, CISL e UIL hanno annunciato una grande manifestazione unitaria e azioni di protesta. Ci aggiorna e ci fa sentire le voci raccolte Andrea Pierini. Segretario, ci sarà una grande manifestazione a Trieste il 3 settembre. Sarà un modo per dire difendiamo la città e difendiamo le industrie. Assolutamente sì, noi vogliamo che questa sia una manifestazione che unisca i lavoratori di Wärtsilä, i lavoratori dell'industria, ma tutta la cittadinanza e la società civile del nostro territorio attorno a una vertenza simbolo della difesa di un comparto industriale che oggi rappresenta ancora prospettive e posti di lavoro per il nostro territorio e tutto il benessere del nostro territorio. Il 3 settembre saremo in piazza con un corteo che partirà da Foro Ulpiano alle ore 17 per concludersi in Piazza dell'Unità con i comizi dei 3 segretari generali di Finfion-Wilm che hanno scelto di essere presenti proprio per dare testimonianza di quanto questa vertenza sia una vertenza nazionale tra le crisi industriali del nostro Paese, che dobbiamo fare in modo che non sia una crisi ma che diventi un elemento di prospettiva. La lotta a Wärtsilä non si ferma, fondamentale in questo momento il supporto dei lavoratori portuali per impedire che partano i motori. Sicuramente adesso in questo momento serve l'aiuto di tutti, abbiamo creato queste azioni congiunte, quindi parte metalmeccanica ma anche parte portuale per cercare di impedire l'uscita di questi motori, che è l'obiettivo che abbiamo fin dall'inizio con il presidio fuori dai cancelli di Wärtsilä e adesso che dovrebbe arrivare questa nave durante il weekend è nella non uscita di questi motori. In questo senso quali sono le azioni previste? Le azioni previste adesso a breve giro, un giro di assemblée in tutte le aziende che operano in questo settore qua, quindi a partire dal porto, dalle aziende dell'indotto di Wärtsilä e in Wärtsilä. Viene proclamato uno stato di agitazione che c'è già all'interno del porto e un'azione di sciopero a oltranza in modo che tutti i lavoratori che operano in questi settori qua blocchino tutte le attività previste per Wärtsilä. Blocco dei motori Wärtsilä, manifestazione, ma serve un aiuto concreto dalle istituzioni, non solo la solidarietà. Assolutamente no. Le istituzioni, la solidarietà è un discorso che viene assolutamente apprezzato, soprattutto per quanto riguarda i cittadini, gli altri lavoratori. Le istituzioni devono fare il loro lavoro, quello che all'inizio è assolutamente stato impostato, adesso devono essere conseguenti perché il tempo sta camminando, ormai siamo verso il 14 settembre che è la scadenza dei 2 mesi, da là in poi sarebbe molto difficile andare a discutere di un ritiro procedurale, di una nuova reindustrializzazione. Quindi noi abbiamo la necessità che sia da parte del Comune, Regione e Ministero, come da ben principio si erano esposti, continuino e siano conseguenti alle loro azioni, perché dobbiamo assolutamente e necessariamente far intervenire gli organi locali, sì, ma nazionali, perché questa è un'avvertenza che è addirittura internazionale per quanto riguarda la multinazionale, appunto. Metaforicamente possiamo dire Regione Comune davanti ai cancelli della Wärtsilä e al Mise qualcuno che batta i pugni per chiedere ai finlandesi di ritirare questa procedura? Assolutamente sì. Assolutamente sì, noi ci ricordiamo il Ministro che ha fatto delle aperture molto interessanti anche dal punto di vista industriale e commerciale all'epoca, la federazione finlandese assolutamente non aveva accettato, il Ministro si è pronunciato davanti a tutti, ha detto non finisce qua, bene, spero sia conseguente a quella frase detta quel giorno a Roma. Ci spostiamo adesso a Lignano dove procede l'iter di ristrutturazione di Terrazza a Mare. Oggi l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini ha fatto il punto in municipio con l'amministrazione comunale. Ci aggiorna Isabella Gregoratto. Un saluto ai nostri amici telespettatori dal municipio di Lignano Sabbiadoro, dove è in corso la presentazione dell'avanzamento dei lavori, della progettazione per quanto riguarda la terrazza a mare. Si parla anche dell'Arena Alpe Adria. Con noi l'assessore regionale Bini. Ecco, assessore, a che punto siamo? Perché la Regione ha ulteriormente pensato di stanziare fondi per questa realizzazione, per questo progetto.
Buongiorno. Innanzitutto le promesse vanno mantenute, così mi hanno insegnato. Io avevo garantito importanti risorse per questa importantissima località del Friuli Venezia Giulia, che rappresenta una fetta importante del prodotto interno lordo per quanto riguarda il turismo e anche l'occupazione, e così è stato fatto. L'abbiamo fatto in più tranche, sia con delle stabilità sia con degli assestamenti, al fine di garantire il ripristino di due cartoline, io le definisco, una l'eccellenza della terrazza mare, che necessitava davvero di un restyling, dove abbiamo messo 13 milioni di euro con l'assestamento ultimo, quindi c'è una cifra importante, ma anche circa 6 milioni di euro messi per l'arena Alpe Adria, anche questa al fine di garantire l'utilizzo della stessa per 365 giornate. Quindi insomma, la dimostrazione di quanto la Giunta Federica sia vicina a Legnano Sabbiadoro, come ad altre località che possono davvero per il Friuli Venezia Giulia garantire molto. Ecco, che cosa rappresenta riuscire a portare questo ulteriore tassello qui a Lignano, completando magari delle opere che erano già in mente da diverso tempo, perché la copertura, mi ricordo, dell'Arena Alpe Adria risale ancora al momento in cui venne realizzata. Ne parliamo con il sindaco, appunto, Laura Giorgi. Sì, buongiorno. Intanto io non posso che ringraziare la Regione, nella persona qui dell'assessore Bini, anche per questa fiducia nella nostra località. Sicuramente la ristrutturazione completa della terrazza mare, adesso ci illustreranno il progetto, è il primo punto di partenza, perché la terrazza mare rappresenta in sé per sé veramente un simbolo non solo di Lignano ma di tutto il Friuli, e questo è il primo punto di partenza anche proprio per una promozione di Lignano ma anche del Friuli. E per quanto riguarda la copertura dell'arena, ha ragione, se ne parla da che è stata realizzata. Poi è sempre rimasta lì, adesso partiremo con la fase di progettazione e non posso che ringraziare per i fondi che sono stati messi a disposizione. Senta, approfittiamo appunto del fatto di averla qui anche per capire come sta andando la stagione, com'è. Mi pare che Lignano stia vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista del numero dei turisti. Assolutamente sì, non ho tutti i dati alla mano perché la stagione è ancora in corso, però posso dire che è stata una stagione molto ricca, una stagione sicuramente con un afflusso turistico importante. Nei primi mesi, maggio e giugno, che sono quelli per i quali ho i dati ufficiali, abbiamo superato sia i livelli del 2009 che quelli del 2021, per cui siamo sicuramente molto soddisfatti. Bene, ringraziamo la sindaca di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, ringraziamo anche l'assessore regionale Sergio Emidio Bini. Qui dal comune di Lignano Sabbiadoro è tutto, restituisco la linea allo studio. E adesso ci spostiamo a Premariacco, sul fiume Natisone, dove la siccità ha tolto l'acqua dal fiume ma ha fatto emergere anche rifiuti e criticità in alcuni punti. Urgono degli interventi in vista delle piogge autunnali, li ha annunciati l'amministrazione comunale. Estate da record sul fronte della siccità, ha lasciato strascichi sul territorio che sono stati ben visibili. Adesso qualche giorno fa ha piovuto, la situazione in alcuni punti è un po' migliorata, come qua a Premariacco sul Natisone, però assessore all'ambiente Monica Drescic, la situazione è drammatica comunque. Fino a qualche settimana fa la situazione era veramente drammatica, proprio il fiume era in secca totale, le cascate come adesso non ci sono, la pozza era completamente vuota e anche all'interno del canyon della Forra non c'era nulla. Io personalmente ho fatto un'escursione e mi sono addentrata circa un centinaio di metri all'interno della Forra e diciamo il quadro, lo scenario era veramente desolante, c'erano solamente delle pozze d'acqua maleodoranti e tantissimi pesci morti.
Una cosa mai vista. Mai vista, assolutamente. Io non ho ricordo, che abito a Premariaco praticamente da 50 anni e non è mai successo una cosa del genere al mio ricordo. E anche per questo motivo qua, anche a livello ambientale, per tutelare comunque l'agricoltura, le città, bisognerà pensare a qualcosa di strutturalmente difensivo nel senso che qualcosa che si accumuli e si possa riutilizzare l'acqua. E anche in tal senso siamo in contatto con il consorzio di bonifica Bassa Friulana proprio per individuare dei possibili invasi da adibire in futuro, progettare degli accumuli di acqua per lo stoccaggio e poi il riuso. Jenko Paoloni, conoscitore esperto della storia del Natisone, vederlo così è incredibile. Sì, almeno in questi giorni abbiamo un po' d'acqua finalmente, però diciamo il mese scorso, 15 giorni fa, era veramente desolante. E, diciamo, è stata una magra così nel 2003, ma così secco, almeno da sentire dagli anziani di Premariaco dal 1943-44, che non c'era stata una secca così devastante. Praticamente da Orsaria si poteva ripercorrere tutto il fiume fino a Premariaco camminando sul Greto. Visto anche le temperature, diciamo, esterne già alla fine di maggio, i primi di giugno, man mano, diciamo, il fiume, io non dico che calava a vista d'occhio, però giorno per giorno, io essendo qua della zona, si vedeva veramente che era in sofferenza. Qualche pioggia ha portato un po' d'acqua, ma ce ne vuole ancora tanta. Ce ne vuole ancora tanta perché il fiume, si vedono anche dai segni, ha una portata maggiore ed è, diciamo, una risorsa non solo turistica, diciamo, ma anche i nostri paesi sono nati vicino al Natisone perché l'acqua è vita. Io mi auguro appunto che sia un caso occasionale, non credo, perché diciamo, purtroppo il mondo si sta riscaldando e quindi è probabile che avremo ancora, diciamo, queste disgrazie che sono una cosa bruttissima per chi ama la natura, per chi ama questi luoghi, è una cosa veramente triste. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.